Salve a tutti, buonasera, nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, stasera grandi cose faremo. Allora, ok, inauguriamo con Soundtrack City questa, diciamo così, prima serata, perché non abbiamo mai fatto questo orario, quindi siamo curiosi anche di capire quale sarà il responso di chi ci sente, di chi ci ascolta. La puntata è particolare perché, caro Massimo, nasce da una serie di input che ci sono arrivati dai compositori, dai musicisti che frequentiamo abitualmente qui su Soundtrack City, ma non solo. E cioè la problematica che sappiamo tutti riguardante lo spettacolo dal vivo, il lavoro artistico e quant'altro. In questo caso però affrontiamo una parte precisa e specifica del problema, quella delle orchestre. Oggi abbiamo con noi 3 direttori d'orchestra di diversa estrazione in qualche modo e con un contesto e che agiscono in contesti professionali anche diversi, e proprio per questo è interessante ascoltare la loro opinione su il loro punto di vista. Il loro punto di vista, sì, e lo ripeterò poi durante, circa il passato, il presente e il futuro di questo lavoro. Dico subito agli amici orchestrali, che a me piace chiamare strumentisti, che poi faremo una puntata anche dedicata a loro, ai maestri d'orchestra. Ai maestri d'orchestra, chiamiamolo come vogliamo, ecco, ma oggi mi interessava focalizzare il discorso sui direttori d'orchestra. E allora via che li presentiamo, se sei d'accordo Massimo. Sì, allora, presentiamoli tutti. Allora, come, già qui come dopo iniziamo con Cinzia Pennesi. Ciao buonasera. Cinzia. Ciao Cinzia, buonasera. Allora, dopo siamo andiamo dei galantuomini, prima le donne. Assolutamente, dopo andiamo su Arman Azemon. Buonasera. Arman. Una cosa me la devi dire, il tuo cognome come si pronuncia? Proprio esattamente come si legge? Azemon, così. Proprio così, perfetto. E infine un cognome e un nome più facile da pronunciare, Emanuele Bossi. Ciao Emanuele. Ciao ragazzi. Ciao Emanuele. Allora, io innanzitutto vi ringrazio tutti e 3 perché so che voi di cose da fare ne avete tante, e quindi darci del vostro tempo è un grande regalo. Allora, introduco subito il discorso. Come ho anticipato prima, mi piace fare questa puntata dedicata alle orchestre, cercando di dare uno sguardo al passato, al presente e anche al futuro. Il futuro, quello che tutti ci auspichiamo o che magari temiamo. Quindi sì, farò vi chiedo la vostra opinione come direttori d'orchestra, ma anche ovviamente semplicemente come lavoratori dello spettacolo, della cultura, come meglio credete. Operate, come dicevo, in contesti differenti. Ad esempio Emanuele Bossi è un po' più quello vicino al focus del nostro programma, cioè diciamo con lui stiamo in famiglia perché opera soprattutto nell'ambito della musica applicata. Sì. Esatto, dico bene Emanuele? Nell'ambito della musica applicata come direttore, sì. Ok. Poi abbiamo Arman che dirige l'Orchestra Sinfonica di Santa Croce, che è qui a Roma. Insomma, avete come posso dire, un ricchissimo programma. Io vi ho visto tante volte, so il lavoro che tu fai, ed è un'orchestra dove ho letto che voi in qualche modo fate convivere professionisti e amatori, dico bene? Esatto, nell'ambito... Esatto, è nato proprio l'orchestra con amatori in realtà. Poi si sono uniti i professionisti, i quali danno una mano ovviamente, e alla fine convivono insieme pacificamente ancora. è già una cosa. Cioè, leggevo sul vostro sito che i professionisti fanno da tutor agli amatori, in qualche modo. Sì, questo sì. Okay. Allora, Cinzia Pennesi invece ho delle difficoltà a dire che cosa non fa, nel senso
che tra l'altro si avvicina anche un po' a quello di cui trattiamo noi solitamente, sì. Anche perché ha avuto a che fare con il mondo delle colonne sonore, anche lei, dirigendo alcune opere importanti. Parlo anche Mission del compianto maestro Morricone, ma ha avuto a che fare con un grandissimo direttore d'orchestra che ha avuto lui a sua volta a che fare con il mondo del cinema, che parlo di Franco Mannino, quindi non è che siamo molto distanti. Diciamo che Cinzia è un po' un bridge, un ponte, voglio dire, no? Poi peraltro ho visto vedevo in rete una tua riorchestrazione del tango di Roxanne, tratto dal film, anche divertente, che è quella cosa lì. Ma ricordo che Cinzia è stata, così finisco la presentazione di tutti, anche assessore alla cultura, quindi di Matelica, dico bene, Cinzia? Matelica, sì. Matelica. Sì, una città in provincia di Macerata, una piccola cittadina, insomma, però è nelle mie Marche, ecco. E la città dove io ho il mio coro che dirigo da 30 anni, quindi diciamo che è l'attività più antica che io ho, oltre al pianismo, perché sono anche pianista, per cui da pianista poi prima divento direttore di coro e poi direttore d'orchestra. Tu insegni anche a Santa Cecilia, dico bene, se non vado errato? Adesso ho completato l'anno accademico e vediamo l'anno prossimo, perché ho insegnato sia a Pescara direzione di coro e composizione corale e poi a Santa Cecilia anche adesso. Sì, avete nominato Franco Mannino, che per me è stato, infatti quando avete detto il passato è venuto subito in mente questo fatto, che io l'esperienza più importante che ho fatto con lui nei quasi 2 anni in cui sono stato maestro sostituto e direttore, insomma, con lui in varie situazioni, è stato proprio calarmi in un periodo storico che rappresentava una modalità di lavoro che adesso è proprio scomparsa. Perché è chiaro che la crisi c'è in questo momento, però non possiamo negare che le orchestre già erano in crisi, già il nostro lavoro era quasi diventato sempre più spesso da elettrocardiogramma sotto sforzo, no? Dico io ridendo, perché le prove sempre di meno, no? Il numero una grande difficoltà, insomma, nella gestione, mentre invece con maestro Mannino, no, mi raccontava, a parte il fatto, se pensiamo a quelle foto clamorose delle prove di Toscanini che vanno alla tournée in America, no, che fanno le prove sul ponte della nave, quindi cioè erano lavori che appunto lavori creativi che finivano quando erano finiti. Mentre l'elemento economico ha fatto sì che si fa il budget, come si dice, no, in gergo, e quindi noi abbiamo a disposizione un numero tot di turni, così come penso nelle registrazioni, no, dei film, chiaramente. E dentro quelli bisogna stare, che naturalmente è un po' contraddizione in essere, no? Nello sviluppo proprio di quello che dovrebbe essere il più ampio respiro. C'è sempre da un po' di anni, io perlomeno lo dico tranquillamente, quella sensazione che se ci fosse stata una prova di più sarebbe stato meglio. E questo chiaramente è per introdurre anche il tema del Covid, nel senso che è chiaro che ci troviamo in una dimensione assolutamente straordinaria, però appunto le problematiche c'erano, forse si è investito poco da questo punto di vista. Chiaramente ci fa sempre piacere, no, fare il paragone con la Germania e con il numero di orchestre, le dimensioni, la proporzione di investimenti da un punto di vista proprio economico rispetto a quello che significa il comparto creativo, di cui Marco abbiamo parlato anche a lungo su questo discorso, insomma. È corretto dire, faccio questa domanda ad Arman, che in realtà il Covid ha solo estremizzato un processo che era già in atto, che ha in qualche modo detto adesso Cinzia, cioè in qualche modo si potrebbe dire spazio alla cultura sempre
sempre più risicato e quindi a ricasco sulle orchestre, sulla vita delle orchestre. Beh, sì, se pensiamo già al fatto che già in passato abbiamo avuto un ministro dell'economia che disse che con la cultura non si mangia, perciò se questo quello che comunque già era prima, nel senso che la cultura non porta a niente, cioè è quello che sempre si è pensato, è sempre quello che un paese culturalmente può essere attivo, vivido in un certo senso solo quando è prospero, quando non ha nulla altri problemi a cui pensare, no? Allora, quando va tutto bene, tutti i tasseri vanno a posto, allora la cultura finalmente qualcuno pensa che esiste, no? Appena arrivano dei problemi seri come Covid in questo caso, noi già eravamo l'ultima ruota del carro, adesso dopo è chiaro che andiamo addirittura a essere non indispensabili, quando poi insomma tutti i presenti qui sappiamo benissimo che la cultura, specialmente poi io sono di parte ovviamente, quella musicale, ma in generale tutta la cultura è quello che risveglia il cervello di tutti quanti, cioè porta al pensiero autonomo, al pensiero libero, solo questo ti permette a un popolo a essere se stesso, no? E non clienti, esatto, cittadini e non clienti. Esatto. Faccio una domanda invece, Emanuele, qui giochiamo in casa, quindi allora, Emanuele, tu sei giovane, nel senso, ma tu sarai sempre giovane, Emanuele. Cioè, allora, anche perché posso testimoniare che hai cominciato a fare questo lavoro da giovanissimo, voglio dire, da giovanissimo, esatto, subito con delle grandissime responsabilità, e non è facile trovare, come posso dire, giovani di 21 anni a cui affidare, però lui aveva il piglio proprio già allora, come lo ricordo io. Non dirò su quale film, andiamo avanti. Allora, quello che ti chiedevo, quello che ti voglio chiedere, ecco, dal tuo punto di vista, che comunque sono da quanti anni che fai questa attività? Saranno io ho iniziato a 16 anni a lavorare in studio e quindi adesso ne ho 40, sono 20. Ok, esatto. Quindi 20 abbondanti, più di 20. Ecco, dal punto di vista dell'orchestra in studio, e quindi che è quello che è il tuo specifico. Come diceva prima Cinzia, ci sono sempre meno prove, ci sono sempre meno turni. Immagino che anche tu, nel contesto film, realizzazione di colonna sonora, hai avuto tagli rispetto a 20 anni fa? Allora, rispetto a 20 anni fa i tagli ci sono stati, e come. Io ricordo i film che registravamo con il nostro amico comune Paolo Bonvino, in cui ci ritrovavamo ad avere 7, 9, 10 turni d'orchestra per realizzare una colonna sonora per intero. Parlo dei film anche di Gabriele Muccino, ma anche quelli successivi che ho fatto insieme a lui. E mi ricordo proprio che uno si trasferiva alla Forum lì a Piazza Euclide, si portava la valigia, stava lì quelle 2 o 3 settimane a registrare e poi tornava a casa. Questa era la realtà prima. Io stesso, che sono sposato con una violinista che è turnista da più di 20 anni a Roma, mi ricordo che prima non c'era mai, nel senso che ci si vedeva raramente perché stava sempre a fare i turni, e c'era la mattina il turno con Roma Sinfonietta, il pomeriggio il turno con la Dini, poi la sera c'era la trasmissione. Insomma, fondamentalmente si suonava minimo dalle 6-8 ore al giorno, quasi tutti i giorni. Ne parlo proprio come un dato oggettivo che io vivo a casa, nel senso che prima non c'era mai, adesso la vedo, quindi comunque di fatto sì, assolutamente. Poi diciamo che abbiamo, per nostra colpa e anche necessità, esterofonizzato alcune realtà, come quella delle registrazioni dei turni con un numero grande di persone, perché non abbiamo orchestre stabili pagate e che quindi non
Il problema delle orchestre stabili, allora, l'orchestra stabile in studio non ci viene perché non può per contratto. Cioè, se io voglio, ad esempio, l'orchestra del Teatro dell'Opera, che è un'orchestra meravigliosa, come quella di Santa Cecilia, servono tutte una sorta di permessi speciali, perché per loro fondamentalmente non si riesce a capire come contestualizzare il loro pagamento, perché sono stipendiati dallo Stato, non stanno facendo la mansione, non stanno svolgendo la loro mansione di dipendenti dello Stato, ma è un extra. Ma questo extra come viene pagato? In busta paga, con la fattura, ma non hanno la partita IVA. Insomma, ci sono dei problemi burocratici con le orchestre stabili. Ne abbiamo avuti sempre e continueremo. Tant'è che so che, insomma, quando capita che vediamo qualcuno di qualche orchestra stabile, in genere neanche si deve dire che ci sta in orchestra, perché sennò passa ai guai. Insomma, questa è la triste realtà in Italia, che un artista più è bravo e meno viene messo in condizioni di poter lavorare in qualche modo, perché se sono persone che vivono in orchestre stabili sono vincitori di concorso, quindi devono in qualche modo avere merito, che non è un po' l'orchestra fatta per amicizia, io conosco l'amico del violinista, quindi chiamano i 2 o 3 e si fa un'orchestra in qualche modo che è, passatemi il termine, più accroccata rispetto a un'orchestra stabile, che è un po' come una squadra di calcio, no? Una squadra di calcio sa chi segna, sa chi passa la palla, sa chi è veloce e sa chi invece è bravo in difesa. Nella stessa maniera in cui si gioca una partita di calcio, anche un'orchestra stabile ha queste peculiarità, ha la peculiarità di saper interpretare più velocemente e in maniera più consistente anche partiture a prima vista. Cosa E ovviamente più lavora insieme e meglio suona, e prima si porta a casa il risultato, paradossalmente con meno soldi, perché se un'orchestra porta a casa prima il risultato si spende meno, perché hanno un tassametro che si chiamano turni. Un musicista viene pagato a turni di 3 ore in 3 ore, e se uno riuscisse a registrare tutto in 3 ore anziché in 9, perché sono molto bravi, si risparmierebbe. Questo che viene spesso poco capito dalle produzioni e poco capito dall'italianità dell'orchestra da studio. Qui in Italia e a Roma abbiamo diverse orchestre che registrano quasi solo colonne sonore e hanno una piccola stagione concertistica, solo che faticano ovviamente perché devono scontrarsi con l'estero. Questo lo faremo tra un po', questo discorso sull'estero, perché è veramente fondamentale. L'estero, quello economico, non l'estero, la London Symphony, perché quelli sì. Stiamo parlando dell'est, ma ne parleremo dopo. Dell'est Europa. Io tornerei su Cinzia, perché mi interessa, in questo abbiamo toccato il discorso delle orchestre stabili. Un tema che a me è caro è quello della triste storia dell'Orchestra Sinfonica della Rai di Roma. Allora, il periodo di attività... Quella di Napoli dove la lasci? No, stavo raccontando, aspetta. Di Napoli, no, stavo raccontando agli altri, a chi ci ascolta. Allora, periodo di attività 36-94. Alla fine del 92, a seguito della chiusura dell'Orchestra da Camera Alessandro Scarlatti di Napoli della Rai, cambiò il nome in Orchestra Sinfonica di Roma e di Napoli della Rai. Il 30 giugno del 94, cioè 2 anni dopo, l'orchestra fu chiusa e insieme alle orchestre di Milano e Torino daranno vita all'attuale Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Quella di Torino. L'unica rimasta. Allora, so che ti faccio una domanda difficile, no? Un po' hai già risposto prima a proposito dei budget. Questo accadeva a fine anni 90. Molti musicisti mi dicono che fino agli anni 80, strumentisti intendo dire, fino agli anni 80, uno di questi è Pierluigi Pietroniro, che avremo un violinista, che avremo poi anche noi come ospite tra un po', ci diceva che fino agli anni 80 l'industria cinematografica, ad esempio, era anche un'industria, facevano molti film, e molti film venivano, le colonne sonore di molti film venivano realizzate in Italia, perché era un'industria. E noi eravamo quelli che adesso sono le orchestre dell'Est, perché gli americani venivano a fare lavori da noi. Sì, esattamente, il problema poi è sempre quello. Ma a livello, diciamo così, statale, che cosa è cambiato? Com'è possibile che quello dell'orchestra delle Rai è solo uno degli esempi? Che cosa ha determinato il fatto che di 5 orchestre ne è rimasta
una sola. Forse che la parola, appunto, come prima cultura, e in questo senso cultura musicale, ha avuto sempre meno peso nella nostra politica tutta? Io sicuramente è questo, sicuramente. Poi c'è un dato che è anche difficile da raccontare, secondo me, perché francamente io un po' la conosco, ma non del tutto. Come per esempio mentre parlava Emanuele, io so perfettamente che le giornate lavorative, per esempio, di un musicista stabile di un'orchestra, spessissimo non sono effettuate, cioè non hanno delle giornate che non riescono a effettuare, al punto che il contratto nazionale, che non è stato rinnovato da molto tempo, ci si chiedeva in un tavolo, un po' di anni fa, per quale motivo lì dove le giornate non vengono effettuate totalmente non si impieghino appunto queste forze lavoro per fare altro tipo di cose, se non, no, come per esempio la registrazione di colonne sonore. La differenza che bisogna fare tra orchestre delle fondazioni e le orchestre ICO, cioè l'istituzione concertistiche orchestrali, che sono 14, il numero di 14 l'una, per capirsi le orchestre regionali, no? La regionale toscana, la sinfonica abruzzese, e poi invece quelle delle fondazioni, che hanno completamente altro statuto e altri termini, altre logiche. Quella della RAI indubbiamente era un'orchestra che costava molto, ma non è, cioè la cosa che io non capisco è proprio sul fatto che io so, come saprete anche voi, che l'orchestra della RAI di Torino ha ancora tipo 3 primi flauti, perché poi quello che era primo flauto a Napoli e a Roma è rimasto primo flauto, cioè c'è stato un organico per anni che non ha lavorato, cioè che veniva chiamato ogni tanto. Chi ha scelto di essere impiegato negli uffici della RAI l'ha fatto, no? Di essere trasformato. Quindi cioè un po' come tutte le cose, secondo me c'è stata una gestione, diciamo una gestione un po' allegra nell'ottica di che poi arriva a dire con la cultura non si mangia, ma dall'altra parte secondo me c'è stato per tantissimi anni un cattivo concetto che la cultura non dovesse produrre, ma dovesse essere solo una spesa. E questo anche, secondo me, nel momento in cui uno fa i bilanci lo deve mettere anche in conto. Io mi ricordo un sovrintendente di una importantissima stagione di opera che mi disse qualche anno fa: se avessimo imparato a fare le cose con pochi soldi, come no, quando ce n'erano tanti, avremmo messo da parte chissà quanti soldi, perché un pochino è così come bisogna anche dirlo, a volte si continua a farlo, perché il concetto sul quale io batto molto spesso, Marco, che tu conosci, quello di un finanziamento pubblico che possa essere indirizzato a produzioni o a orchestre che abbiano dei progetti sostenibili ed esportabili, questo è anche importante, perché a fronte delle capriole che deve fare magari un compositore di musica da film per registrare una colonna sonora che diventa il prodotto creativo che in teoria dovrebbe essere esportato all'estero e rappresentare il prodotto, prodotto culturale creativo italiano, a fronte di questo si producono delle opere che sono riproduzioni perché sono dei titoli già fatti, un po' come dire investire dei denari che a volte sono molti su un remake. È impensabile farlo nel cinema, no? Cioè è come dire, Emanuele, ti chiedono di fare, o Marco, una colonna sonora per Via col Vento che l'anno prossimo rimettiamo in circolazione. E tutti gli anni facciamo questo, così come tutti gli anni si rifà l'Aida, che va benissimo come repertorio, però sentire che insomma magari ci sono tante risorse impegnate in quella direzione
è una cosa, insomma, che secondo me va un po' revisionata nel momento in cui c'è una crisi, no? Un bilanciamento delle cose. Così come il trattamento, perché leggevo proprio poco fa che mi sono andata a guardare come per esempio sono stati impegnati i soldi del FUS e dell'extra FUS destinati alle orchestre sinfoniche e alle ICO, che sono in teoria le uniche che prendono soldi statali, perché poi tutto il resto, come io non so, Arman, la sua orchestra, ma la mia, che è Accademia della Libellula, non rientra nel FUS, per cui noi lavoriamo chiaramente, appunto. Adesso ne parleremo, Arman. Cioè, appunto, capito, la difficoltà è i soldi destinati. Allora si legge che una Germania, no, nel momento di crisi investe, stanzia 54 miliardi per i lavoratori creativi, 54 miliardi per i lavoratori creativi, e a noi hanno ripetuto, no, con una voce anche, no, con una prosodia, abbiamo stanziato, che sono facendo i dovuti, no, paragoni per le dimensioni che abbiamo anche di lavoro, insomma sono un po' fuori linea di quello che dovrebbe succedere in un mondo fatato che non è in questo momento il nostro. Allora, mi hai dato proprio il là, come si suol dire, per dare la parola a Arman. Ecco, Arman, appunto, come dicevamo prima, dirige l'Orchestra Sinfonica Santa Croce, che non è un'orchestra che, da quanto ho capito, riceve sovvenzioni. No. Esatto. Allora, come dal momento che secondo me voi fate un lavoro importantissimo, secondo me già far suonare gli amatori è una cosa importantissima. Oltretutto Arman lo fa cercando, ecco, appunto, peraltro di eseguire sempre repertori abbastanza ricercati, voglio dire, quindi anche divertente, immagino, per quello. Come vive l'orchestra composta come la vostra, cioè metà amatoriale, metà professionisti? Dunque, intanto per tornare un po' lo prendo un po' da prima, nel senso che il problema del concetto che la musica non produce denaro, in sostanza, non produce ricchezza, nasce sempre dal problema del domanda e offerta, nel senso che nella popolazione, diciamo, italiana, almeno in gli ultimi 20 anni, forse 30 anni, c'è questo problema che diciamo, se lo Stato viene a dire che non investiamo in cultura, in questo caso orchestra o musica, perché intanto non c'è abbastanza domanda. Perciò è inutile che diamo tanta offerta, non c'è domanda, la gente non ne porta per niente della musica. Lo so che magari molti di noi pensiamo che non è così, perché poi noi viviamo dentro la musica con i nostri colleghi, amici musicisti, e pensiamo che tutta la popolazione è come noi, o quelli che ci circondano, cioè che gli interessa la musica. Invece effettivamente nessuno gli importa tanto della musica. Certo, la musica per film è un'altra cosa, perché chiaramente è unita all'immagine, i film chiaramente ancora, per fortuna, le persone gli interessano, collegando la musica al film, alla musica applicata è un altro discorso. Infatti chiaramente va molto di più un concerto di Morricone che un concerto di Pappano, sicuramente, a meno che Pappano stesso esegue con musiche di Morricone. Allora, se parliamo di un concerto di musica applicata, cioè colonne sonore, sicuramente la gente viene ad ascoltarla e allora si vendono biglietti, allora c'è offerta, la domanda aumenta e l'offerta deve aumentare di conseguenza. E tornando a me, diciamo nella mia situazione, io non faccio musica colonna sonora. Sì, ho eseguito qualche cosa, ho avuto la fortuna anche di eseguire del maestro Morricone, perché un nostro amico, che poi tra l'altro conosci pure tu, Marco, Piero Cosenza,
è stato all'inizio della fondazione, quando abbiamo fondato la nostra orchestra, il presidente dell'orchestra. Lui è stato il primo presidente 10 anni fa. Lui ha lavorato anche con Morricone, appunto, e gli ha parlato della nostra orchestra, che era nata appunto appena da 2 anni, e lui ci ha dedicato proprio ci ha dato le sue partiture originali, cioè no, partiture con fotocopie ovviamente, perché gli ha detto se lo eseguono, perché non voglio che eseguano mission per esempio con quello che gira, vorrei che facessero come io l'ho scritto. La stessa cosa, tema di Deborah e tutto quanto. E abbiamo eseguito un concerto, anzi lui doveva pure venire, invece quella sera non si è sentito bene, non è venuto a sentirci, però abbiamo eseguito le sue musiche dalla partitura sua stessa, con le parti staccate, che lui non lo dà mai a nessuno, invece a Piero lo ha dato facendogli promettere che rimaneva solo a noi, e infatti così è stato, perché nessuno di noi l'ha poi portato in giro. Comunque noi non viviamo di sovvenzioni, non viviamo di nulla, praticamente funziona così. Gli amatori sanno che la musica ha un costo, l'hanno capito tardi, perché io ho iniziato questa orchestra completamente gratuita e ho pagato i professionisti che mi danno una mano, tra cui a Michelangelo Pietroniro, fratello di Pierluigi Pietroniro, hanno suonato con noi, ma molti altri professionisti che sono stati e sono ancora turnisti. Uno di questi è per esempio Andrea Gaito, che conosci bene, Marco, no? Lui è stato un turnista, ma dopo ha smesso di suonare, si è dedicato a fare consulente musicale, però suona bene ancora e suona con noi. Andrea suona con noi. Niente, gli amatori col tempo ho fatto capire che se i professionisti devono avvicinarsi a loro e aiutarli nella parte tecnica come tutor, con la loro esperienza, bisogna che in qualche modo, non dico un cachet perché non ce la facciamo, però bisogna dargli qualche cosa, un piccolo rimborso. Certo. Allora gli amatori si sono tassati, adesso sono 2 anni che si tassano, cioè che versano una quota mensile che va in una cassa per pagare i tutor. Pagare è una parola un po' grossa, perché non stiamo parlando di uno stipendio, stiamo parlando di rimborso spese, in modo che loro almeno non ci rimettano a venire. E la cosa triste è che in questo momento, il primo alla Spalla, Corrado Stocchi, la nostra attuale Spalla, un bravissimo violinista, dice: Arman, se devo dire la verità, col Covid l'unico lavoro che ho in questo momento è il tuo, cioè di fare il tutor alla tua orchestra, ma non per sminuire la tua orchestra, per carità, dice, è una cosa che fai tu, magari lo facessero in tanti. Però mi trovo a gestire il mio lavoro che non c'è più. Non sta lavorando con nessuna orchestra, non sta facendo turni, e chiaramente con Covid è tutto fermo. Noi coraggiosamente gli archi continuiamo, speriamo di non ammalarci, ma insomma, per dire, domenica abbiamo le prove, facciamo le prove per non fare nessun concerto, perché stiamo mettendo su un programma per poi, quando sarà tutto, speriamo prima possibile, finito, essere pronti, cioè non far arrugginire il ferro, cioè rimanere sempre caldi e pronti. E niente, questo è un'altra cosa, e poi vi lascio la parola per tornare anche a quello che diceva Cinzia prima, alla prima domanda che avevi fatto, Marco. La cosa strana è che il professionista nel mio contesto ha un atteggiamento diverso rispetto a quando invece si trova a fare il turno di 3 ore, perché da me ovviamente non guarda l'orologio, fa musiche che forse gli piace di più suonare, perché è ovvio che se parliamo di sinfonie di Beethoven che non vengono mai eseguite spesso, sinfonie di Haydn, alcune opere sia di Haydn, di Mozart, di Beethoven, ma anche autori di quell'epoca, però che non vengono quasi mai eseguite, partiture che io vado un po' cercando in giro,
Per esempio adesso stiamo lavorando su una messa del Requiem di Michael Haydn, cioè fratello di Joseph Haydn, un autore un po' meno conosciuto perché è stato all'ombra del fratello Joseph Haydn, però ha scritto questo Requiem che Mozart ha scopazzato tantissimo. Se voi lo sentite, il Requiem do minore di Haydn, trovate esattamente il Requiem di Mozart, solo che lui l'ha scritto prima. Io l'ho provato, le partiture, l'ho ritrascritte io, le parti staccate perché non si trovano facilmente, insomma ci ho fatto un lavoro e ci stiamo lavorando, le prove stanno facendo, per appena finisce insomma questo periodo così, questo incubo, di poter fare un requiem appunto per tutti i morti di Covid. Vogliamo dedicare questo requiem proprio a tutta la situazione. Chiaramente ci sta il coro, ci stanno i solisti, ci sta l'orchestra e tutto quanto. E lavoriamo, ecco, il professionista in questo caso nella mia orchestra tanto non si aspetta più di tanto, perché non c'è, come dire, una Roma trippa per gatti, cioè non è che qui c'è uno stipendio, c'è qualcuno, una fondazione o uno sponsor o quant'altro. Vengono proprio per gusto della musica a dare una mano. Però chiaramente io ho insistito con gli amatori che nonostante questa, per essere grati ai professionisti per quello che ci danno, bisogna almeno dargli rimborso spese e loro glielo danno. Ecco, questa è la realtà, diciamo, economica della mia orchestra. Sì, sì. Poi al concerto facciamo la raccolta delle offerte e anche quelli vengono destinati ai professionisti. Ecco, questo è più o meno la parte amministrativa, che è un minima, è veramente niente. Un po' come dire a cappello quasi, nel senso l'autogestione, l'autofinanziamento mi stai parlando. Autogestiamo, ecco, esatto. Io vorrei fare una domanda a Emanuele. Allora, fino adesso sia Cinzia che Arman hanno parlato, come posso dire, quasi come se il mondo delle colonne sonore fosse in sostanza quasi, non dico un'oasi felice, però in qualche modo un ambiente in cui a tutt'oggi forse si lavora più che in altri settori della musica. Non so questo quanto sia vero, però di una cosa sono certo, che loro non hanno come competitor gli orchestri virtuali, che fino a poco tempo fa era un canchero, come si dice qui a Roma, voglio dire. Ecco, la domanda che ti faccio, in tempi di Covid, perché mi sembrava che la richiesta di orchestre virtuali si fosse un po' attenuata ultimamente, e in tempi di Covid la vedi di nuovo cresciuta? O nelle produzioni si continua comunque a ricorrere, nonostante tutte le limitazioni, all'orchestra sinfonica, quella vera? Il problema che hai sollevato esiste, ma si sta concretizzando in un aspetto che non prevedevo, e cioè che in realtà la produzione che c'è stata massiva 10 anni fa di orchestre virtuali ultimamente è diminuita. Si stanno facendo molti meno prodotti e di maggiore qualità. Meno male. Ora, il punto è che abbiamo abituato i nostri datori di lavoro, parlo di registi e produttori principalmente, che loro possono sentire il pezzo ancora prima che l'orchestra l'abbia suonato. E questa abitudine fa sì che sia uno step indispensabile per arrivare alla commessa finale, insomma, allo scopo del proprio lavoro, cioè far sentire al regista ancora prima che si vada in studio a registrare quello che sarà più verosimilmente possibile, quello che suona l'orchestra, quello che suonerà l'orchestra. Quindi è funzionale, diciamo. È funzionale in questo momento più al compositore, come nel mio caso, o all'orchestratore, che poi al risultato finale. Io personalmente porto avanti questa battaglia già da una quindicina d'anni, cioè non ho mai fatto nessuna colonna sonora dove non ci fosse un'orchestra reale a suonare. Però c'è un mercato, che è il mercato dei videogames, che in realtà è per l'80-90% costellato di orchestre virtuali, per
due motivi principali, e non è quello di budget, perché attualmente il più grande budget esistente per un'orchestra è quello proveniente dai videogames, perché hanno dei ritorni incredibili. Voi immaginate solo un gioco tipo di calcio o un gioco non so, adesso non mi vengono in mente i titoli, comunque forse più action che calcio. Esatto, anche più action o anche fantasy di diverso tipo. Esatto. Abbiano una colonna sonora che viene venduta a milioni di persone attraverso il supporto del download o del DVD, e ne usufruiscono, e quindi viene riconosciuta la SIAE, i diritti d'autore, a un pubblico molto più vasto di quello cinematografico, perché i titoli venduti sono molti di più dei film venduti, del pubblico. Che quella parte lì di orchestra viene realizzata per lo più ancora virtualmente. Parlo della media dei titoli, poi ci sono alcuni titoli addirittura che hanno musiche di John Williams, per dire, non è che insomma, ecco, c'è stato un titolo che ha avuto le musiche di John Williams, un altro le musiche di Hans Zimmer, insomma, hanno avuto anche quelli una nicchia, ma la realtà è che viene registrata talmente tanta orchestra e talmente tanto spezzettata per i diversi momenti del videogioco che non conviene registrarla con un'orchestra vera, perché ci sarebbero veramente decine e decine di ore di musica da registrare per tutti gli stadi del videogames, che a volte dura giorni, cioè 70, 80, 90 ore di gioco, e sono 70, 80, 90 ore di musica. Ora, magari non sempre, non tutta quanta diversa, ma magari su 80 ore di gioco, 20 ore sono di musica. Ci sono parametri di questo tipo sulla musica per videogames. Credo che uno dei maggiori motivi per il quale non si utilizzi un'orchestra vera sia anche una questione di pratica lì, non è una questione di qualità. Però personalmente tra i miei colleghi, insomma, storicamente pochi utilizzano il virtuale. Il virtuale si utilizza a supporto. Faccio un esempio: noi adesso abbiamo appena finito di lavorare al film di Freaks Out, abbiamo registrato con un'orchestra meravigliosa a Praga, ma abbiamo comunque sentito l'esigenza di integrare alcune parti dell'orchestra con quello che avevamo programmato. I pizzicati? No, soprattutto per quanto riguarda gli ottoni. Noi ormai c'è Hans Zimmer che ci ha abituato a questi suoni di ottoni con 12 corni e 25 tromboni. Okay. Quindi comunque siamo abituati a sentire una crema maggiore nel reparto degli ottoni. Sì, nel reparto soprattutto degli ottoni di legni non tanto. Quindi noi lì spesso integriamo, però si tratta di un'integrazione che non è per scarsità di budget, è un'integrazione di potenza. Di potenza, sì. Diciamo, potevate chiamare 12 corni? Sì, tanto abbiamo chiamato 80 persone, chiamarne 86 non fa la differenza. Però insomma è un'orchestra un po' bizzarra, un'orchestra con 12 corni e 10 violini primi. Ecco, insomma, sarebbe quantomeno sbilanciato. Sì. Però per rispondere alla tua domanda in maniera più puntuale, no, secondo me il virtuale non ha danneggiato il mercato delle orchestre, tutt'al più ha creato più persone non capaci a gestire l'orchestra, non capaci a scrivere per orchestra, agli occhi dei produttori capaci di poterlo fare veramente. E quindi c'è più dilettantismo in giro. Cioè, se prima le persone si contavano su una mano che potevano scrivere per orchestra in un certo modo, adesso sembra che qualunque allievo di 22 anni uscito da uno di questi seminari sia in grado di scrivere una partitura a 32 pentagrammi che dura 30 minuti. Quindi ecco, questo non è così ancora, per fortuna, e questi plugin, queste orchestre virtuali ti fanno credere che sia possibile farlo, ma non lo è, e non lo sarà mai probabilmente, perché fortunatamente l'essere umano è ancora insostituibile, almeno dal mio punto di vista. E meno male, soprattutto l'esperienza diretta. Esatto. Cinzia, allora io farei il giro finale parlandovi chiedendovi una vostra ipotesi sul futuro che ci attende. Lo so che vi chiedo una cosa un domandone, però cercando di pungolarvi sulla vostra componente visionaria, ecco, che cosa ci attende per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo? Ecco, in questo caso parlo dello spettacolo dal vivo e quindi della vita delle orchestre, ma non solo.
Che cosa ci attende nei prossimi anni? Cinzia. Allora, dunque, che cosa ci attende? Intanto una cosa che è fondamentale secondo me è che dovremmo, anzi due cose. Una, non mai dimenticare che questo per noi è un lavoro e che qualsiasi cosa noi cerchiamo di fare dovremmo avere sia un obiettivo di qualità e di qualità di lavoro che con il quale insomma non dovremmo scendere mai a compromessi. Questo significa che anche, ecco, in memoria del grande Franco Mannino, che mi diceva, sai, io chiedevo 30 prove per fare Metamorfosi di Strauss e me le davano, no? Vabbè, 30 giorni di prova, cioè ora non esiste più, però dovremmo cominciare a dire, no, nelle orchestre, io parlo io sono una freelance, ho la mia orchestra che è l'Accademia della Libellula, però vengo chiamata anche da altre orchestre, quindi dovremmo, ecco, in questo senso. Un'altra cosa invece da parte degli operatori, forse anche operatori intendo chi organizza concerti dal vivo e chi anche che l'orchestra è un servizio come voi che registrate. Forse questo fatto di essere andati all'estero e di aver usufruito di orchestre, cioè, o meglio, aver permesso che le orchestre estere, per esempio, sono ancora oggi esenti dal pagamento dei famosi contributi, delle famose agibilità, per cui sono molto agevolati nei festival. Cioè, un festival, un'orchestra italiana costa molto di più che un'orchestra del paese dell'estero. Questo è un dato di fatto. Allora, la tutela del nostro lavoro, inteso proprio come un tessuto sociale, che poi proporlo anche con una certa qualità, io penso che questo farà rinascere anche intanto, vabbè, un senso di appartenenza e poi anche una partecipazione maggiore, perché il pubblico magari non sa che cosa è successo, ma sente la differenza se una cosa è fatta bene o un'altra è fatta male, se una cosa è un po' raffazzonata e se una sinfonia di Beethoven, il primo concerto, cioè comincia a diventare decente dopo il terzo concerto, no? Perché a volte è anche questo, succede anche questo, e magari l'orchestra, cioè il pubblico non sa che cos'è, però. E l'ultima cosa invece sul fatto che si discute molto in questo momento, no, della proposta dello streaming anche per i concerti, proposta per la quale non mi vede in assoluto contraria, però pensato allo streaming come un prodotto altro, non alternativo, un prodotto che nasce come un concerto, no, pensato proprio per lo streaming, un po' come stiamo facendo la trasmissione di questa sera, che è pensata così, no? E forse continuerà così anche quando finirà il Covid, magari, perché comunque è un modo agevole di parlare, un salotto virtuale che funziona molto bene. Per il resto, lo spettacolo dal vivo è lo spettacolo dal vivo, così come diceva Emanuele, l'orchestra dal vivo è un'orchestra dal vivo che respira in un altro modo, che ha una cimatica di vibrazioni che vanno nell'aria e che arrivano direttamente a chi è seduto dalla prima all'ultima fila della platea, che è insostituibile, è un'emozione che non può essere sostituita da nulla. Quindi questo noi dobbiamo tenere duro, e dobbiamo tenere duro nel senso che anche lì dove c'è uno streaming, come è successo a volte, che io ho fatto anche concerti che sono andati in TV, però con una regia fatta apposta, con una dimensione, no? Cioè io penso che le intelligenze si spostano, è anche normale che la musica dal vivo, come lo spettacolo dal vivo, abbia avuto un calo lì dove è entrato prepotente una televisione con tanti canali, con tante offerte, con un cinema, e quando è nato il cinema indubbiamente il teatro avrà avuto paura no? E anche al cinema si sono fatte delle opere, e però se vedi l'opera al cinema non è l'opera che vedi dal vivo.
Per cui mantenere queste differenze, sapendo che sicuramente sarà un lavoro da ricominciare, e forse la vita dell'orchestra di Arman che è data dal volontariato e dalla voglia di andare avanti nella ricerca anche di nuovi mecenati, chissà, non si sa, forse anche questo magari è una dimensione che ci servirà. Grazie, perché è un intervento lucido. Io invece Arman lo voglio ringraziare, perché un giorno tu hai postato, Arman, un video di Celibidache, che mi è venuta in mente ultimamente, dove parlava della musica registrata, gli tagliava le gambe alla musica registrata, la considerava una sorta di musica per sordi, anzi che alimentava i sordi. Perché dico questo? Perché quando tu mi hai fatto venire in mente, quando hai parlato poco fa, Cinzia, dello streaming, ecco, hai detto una cosa sacrosanta: lo streaming è una cosa, è questa cosa qui, non può imitare un'altra cosa che lo spettacolo dal vivo, non è un'alternativa allo spettacolo dal vivo. È questa cosa qui, è un po' come parlare di televisione, di cinema, di un qualche contenuto visto qui sullo smartphone, è un'altra cosa, ma probabilmente non potrà mai essere paragonato all'esperienza diretta di sentire un'orchestra che suona e via dicendo. In questo senso, Arman, ti faccio una domanda, perché forse tu stai nella posizione più giusta per dare una risposta. Quando io ero un bambino mi portavano la scuola, quindi sto parlando di didattica, mi portavano a sentire le prove dell'orchestra di Santa Cecilia e quant'altro. Io quando ho insegnato musica alle elementari, anni fa, mi ricordo che i bambini non conoscevano neanche la differenza tra un sassofono e un flauto, cioè non sapevano qual era la differenza. Ecco, non pensi si debba ricominciare anche da lì per formare anche un pubblico? Sì, assolutamente sì. Te lo dico proprio come un esempio pratico, nel senso che questi giorni, queste ultime prove che noi da settembre abbiamo ripreso con l'orchestra, in pieno Covid praticamente, noi siamo costretti di farlo a porte aperte, nel senso che il salone, l'auditorium dove proviamo, alle finestre piccole, perciò noi abbiamo il portone dell'auditorium, cioè quello che dà su strada quasi, noi siamo a Basilica Santa Croce, praticamente siamo su via Guido Reni. Sì. Aprendo il portone l'aria circola molto di più e anche velocemente. Noi suoniamo in mascherina, gli archi suonano in mascherina, per fortuna non hanno il problema che hanno i fiati. La cosa che ho notato, ci fa piacere a tutti anche, devo dirlo, compresi i musicisti, che la gente sente suonare ed entra, si siede e si ascolta 2 ore di prove. La gente ha sete di musica dal vivo, ma tanta sete. Siamo noi che dobbiamo dare, lo so, nei commenti di Facebook sentivo musica come volontariato. No, io non intendo che il musicista debba fare volontariato, già non mangia, si mette pure a fare volontariato, appunto. Ma qui si tratta... è vero. Io dico che il musicista deve far notare che esiste, che è diverso che fare volontariato. Cioè, è chiaro che a zero non ci deve venire. Il professionista è professionista, zero che non manco prende, come diciamo in gergo con un amico mio collega, un panino e una gazzosa, almeno quello. No, Armando, io dicevo che tu immagino che fai tanto volontariato, perché penso che sarà molto complicato e il tuo lavoro
Cioè non credo che tu riesca a essere retribuito per il lavoro che fai. Per niente, no, io personalmente lo faccio gratis. Io personalmente sto dirigendo questa orchestra da 10 anni. Lo so perché facciamo tutti la stessa cosa. Appunto, non solo non guadagno, nel senso che non solo non guadagno, ma ci ho anche rimesso, diciamo, adesso detto fra noi, perché chiaramente poi quando mancano qualcosa da dare all'amico professionista che nella raccolta è poco, ce lo metto di tasca mia per non diciamo, non mi va di umiliare un musicista professionista, mi va sempre che vadano via dall'orchestra con un po' di sorriso nel volto. Perciò dici bene, Cinzia, cioè è proprio questo il problema. Nonostante tutto ancora non ci nota nessuno, ma prima di tutto perché non siamo un'orchestra professionale, perciò non diamo come dire, la resa a volte non è quella che darebbe un'orchestra professionale, chiaramente, no? Perciò la gente non è disposta a pagare un biglietto anche salato per venire a sentire noi, che appunto a due passi c'è Santa Cecilia, voglio dire, non è che va lì e paga il biglietto lì, cioè inutile che viene a pagare noi. Però noi, quello che io faccio è più per un lavoro di divulgazione, cioè di come lavora un'orchestra, che c'è dietro a un'esecuzione di un'orchestra. Io le prove le faccio tutte aperte, sempre aperte, proprio perché voglio che la gente entri e veda con quale fatica si mette su un brano che poi loro magari sentono in un concerto, proprio per sensibilizzare il pubblico al nostro lavoro. Perché questo è quello che manca, cioè l'educazione e consapevolezza di quello che c'è dietro al mondo della musica, no? Al mondo dei musicisti. Cioè, sembra quasi che studiano solo quelli che vanno a Harvard e studiano economia, sono quelli che studiano di più. Non pensano che un musicista che suona in un turno, per esempio da Emanuele, che a prima vista con 2 turni riesce a incidere un'intera colonna sonora, cosa significa? Che elevatura di musicista deve essere per poterlo fare con 2 turni? Cioè, per esserlo, quello ha studiato 20 anni nella sua vita, c'è un'esperienza dietro che porta a questo, e questo il pubblico non lo sa e lo deve capire, lo deve sapere, solo venendo a vederlo, ascoltarlo, ma mentre lavora. Marco, hai citato Celibità, che è il mio maestro in diretto, dico in diretto perché è morto, non ho avuto il piacere e la fortuna di fare lezioni direttamente con lui, però lo faccio con un suo allievo di 10 anni, maestro Raffaele Napoli, e viviamo tutto quello che... Io baso tutta la mia esperienza musicale sull'insegnamento di Celibità, in quanto suono come diretta esperienza. Perciò è chiaro, lo streaming, Cinzia comunque già l'ha detto, è una cosa a parte, ma non può sostituire la musica dal vivo, ovviamente, non è possibile. L'essenza dal vivo è fondamentale. Io ho portato con la mia orchestra alcuni concerti addirittura nei licei, nelle scuole medie, ho suonato in questi 10 anni e ho chiesto al pubblico, che erano scolaresca, diciamo, tutti allievi della scuola, durante il concerto avevo messo delle sedie in mezzo all'orchestra, accanto ai musicisti, pochi, perché chiaramente spazio non ce n'era, però c'erano, diciamo, l'orchestra erano 40 elementi, c'erano almeno altri 10-15 sedie vuote messe in punti diversi dell'orchestra, e ho chiesto appositamente a turno tra il pubblico, cioè i ragazzi, di sedersi vicino ai musicisti e ascoltare la musica dal dentro all'orchestra e viverla direttamente dentro. E quando poi abbiamo fatto questa esperienza, gli hanno chiesto che esperienza era, questi giovani erano meravigliati di quello che si prova stando dentro le vibrazioni della musica. Erano tutti sbalorditi, non pensavano che poteva essere una cosa simile, proprio non se lo immaginavano. Capitale, poi i giovani vivono solo sul digitale, praticamente, non c'hanno quasi più niente. Allora è stata un'esperienza quasi scioccante. Alcuni di loro rimanevano senza fiato, proprio senza fiato, un'esperienza importante.
mi sovviene una domanda, non ho parlato fino adesso anche perché, oltre al fatto che Marco ha fatto delle domande molto importanti e molto focalizzanti la situazione attuale, e poi mi ha affascinato tantissimo sentirvi parlare tutte e tre, ma io ritengo, soprattutto dopo tutte queste considerazioni, che io che vivo di passioni, che ho fondato una rivista ben 17 anni fa, senza aiuto da parte di nessuno, ma solo di pochi disgraziati avventurosi si sono avventurati con me per fondarla, perché era l'unica rivista che io dico in un paese che vive prettamente di arte, di musica, di cultura, che si sono dimenticati tutti quanti. Colonne sonore, non hai detto il titolo, colonne sonore. No, vabbè, chi ci segue lo sa e chi... No. Però era assurdo che in un paese come il nostro, che internazionalmente è noto soprattutto per tutta la musica che ha portato, che ha esportato, e che poi soprattutto le colonne sonore, non ci fosse una rivista di tal tematica, è stato veramente assurdo e mi ha strabbiato alquanto. Però mi sovviene il fatto che io che vivo di passioni ritengo che tutta l'arte debba essere vissuta toccandola dal vivo, cioè le passioni devono essere vissute dal vivo, toccandole. Io aborro da sempre, lo dico, lo scrivo nei miei articoli, aborro il digitale, aborro tutto quello che è così impalpabile, quindi tutta la musica impalpabile io non la capisco, non la concepisco, amo ancora il tutto, sono nostalgico, amo ancora il CD, i libri, andare a vedere un film al cinema, andare a seguire un concerto dal vivo, andare con gli altri a vivere insieme le emozioni. Quindi oggi, che io ho lavorato anche in televisione per anni e l'ho abbandonata perché quando ho capito che, e questa è la mia domanda che vi faccio, che non credo sia l'ultima, anche perché poi Marco ne ha un'altra in canna, che il problema fondamentale di oggi, grazie anche a chi concepisce, come ha detto Arman, che la cultura non fa mangiare, e invece paga moltissima gente, deve pagare moltissima gente per farla e per darci ancora più nutrimento, che oggi si pensa soltanto a quello che è la quantità e non la qualità. E purtroppo forse il male principale è questo qui. E credo che e spero che non sia sempre così, ma questo è quello che ci hanno dato la televisione, che ci ha dato molta musica usa e getta attuale, da un bel po' di anni a questa parte, e anche il mondo delle colonne sonore, soprattutto a causa di registi e produttori ignoranti. Quindi vi chiedo effettivamente come si fa oggi come oggi a combattere la quantità con la qualità. Come si fa? Tu, Arman, fai un lavoro straordinario e ti capisco, anch'io ho messo un sacco di soldi per portare avanti la rivista per 17 anni, visto che nessuno la voleva produrre. Cinzia, credo che sia, e spero di non sbagliare, una delle poche donne direttrici d'orchestra in un mondo prettamente maschile. Anche lei credo che sia una avventurosa donna che va avanti e porta avanti un lavoro e una passione. È una outsider, infatti. No. Allora, di donne ce ne sono state, ce ne sono brave, soprattutto la generazione dopo la mia, cioè le giovani donne ce ne sono, e soprattutto cominciano a essere anche considerate come musiciste, insomma artiste, non come un fenomeno sociologico come sono stata considerata io per molto tempo. No, è vero, ma no, quello che dice è sacrosanto, come quello che insomma prima sentivo. Io, Marco lo sa, sono un po' su questo punto molto convinta, perché sono stata 5 anni assessore alla cultura e l'ho fatto per soltanto con il progetto di fare uno sviluppo armonico, dicevo io, cioè basato proprio uno sviluppo economico e della città e del territorio, della comunità e del paesaggio, solo attraverso la cultura, che non è turismo, attenzione, che questo è un altro fraintendimento di questo decennio storico. Il turismo è una cosa e la cultura è un'altra, invece ci hanno fregato pure lì, dici no, perché la cultura è un volano e quindi no, relegati a dover fare delle cose che portano le persone per forza a visitare posti che poi siamo costretti a chiudere perché diventano intasati e rovinano tutto il paesaggio, no? E snaturano anche la comunità che vive le città.
Detto questo, sono un po' fissata sul fatto che ci deve essere una volontà istituzionale. Cioè, quello che fa Arman è una cosa che da un punto di vista proprio istituzionale deve essere sostenuta, perché è divulgazione, è anche, no, un creare un tessuto sociale attento che possa scegliere di utilizzare il proprio tempo libero in maniera sana. Cioè, io non è che sono filo tedesca, però in Germania io ho diretto delle orchestre amatoriali che suonano benissimo. È vero. E ce ne sono tantissime di persone che di giorno fanno il medico e la sera fanno i quartetti, no, davanti al camino. Cioè, è una prassi consolidata. E tutto questo veicolano, sappiamo bene, quello che a livello proprio di comunità si veicola attraverso una pratica collettiva, qualsiasi essa sia, che possa essere anche lo sport, quello del fair play, però comunque la pratica collettiva di coro, di orchestra, hanno una dimensione, creano una dimensione che è difficilissima da rappresentare in un altro modo. Allora, faccio un esempio estremo, l'esempio estremo di Abreu fa 500 orchestre in Venezuela, sostenuto e crea, no, i Dudamel e l'orchestra di... No, cioè, il sistema musica in Italia è stato indirizzato ad alcune zone magari, no, e poi alle scuole di musica, però ancora continua a non produrre grandi diciamo sbocchi lavorativi, perché il progetto dovrebbe essere quello, dare anche un'opportunità di lavoro. Ma io e se non c'è però cioè se abbiamo uno Stato che se 14 più 14, perché queste sono 14 più 14 le orchestre finanziate. Poi ci saranno anche i decreti regionali, i fondi, no, comunali, che però non possono essere. E anche nel discorso della divulgazione nelle scuole, giustamente come dice Marco, cioè io quando sono stata assessore facevo i concerti per le scuole nel teatro, ma a cominciare dai concerti sui cuscini dei bambini dai 3 ai 6 anni fino a ogni ordine e grado. E loro... non solo Cinzia, io lo voglio ricordare perché non lo dici, però insomma a me quando me l'hai raccontato mi ha toccato profondamente. Quando c'è stato il terremoto nelle Marche, tu eri assessore appunto e da quanto ho capito gestisci anche il teatro, il cartellone del teatro. Ecco, in controtendenza con quello che capita a noi, mi sembra di aver capito che l'unica cosa che era rimasta agibile era appunto il teatro. Questo proprio è bellissima come metafora questa, e tu nonostante avresti potuto tenerlo chiuso vista la situazione, invece l'hai tenuto aperto proprio per un servizio alla popolazione, no? E io trovo questo di una bellezza è un'esperienza di comunità, cioè è un'esperienza di comunità, al di là che per noi è un lavoro, è l'adempimento dell'articolo 9 della Costituzione, che ce lo scordiamo è un servizio sempre, necessario, ecco, però è un'esperienza di comunità. Cioè quando Armand dice la gente si ferma a sentire, perché l'atto stesso di uscire di casa e recarsi in un luogo per condividere insieme una cosa, questa è una cosa importante di cui nessuno ora, io l'altro giorno ho pianto quando hanno chiuso il teatro, ci hanno chiuso i teatri, no, in questo modo tassativo, perché capisco, cioè io non sono anzi una tutt'altro che negazionista e tutto quello che è stato fatto e che si deve fare per fermare il contagio deve essere fatto e basta. Però è ora che ci cominciamo a occupare del disagio emotivo che può procurare questa cosa, nel senso che cioè il momento del concerto, del teatro o del cinema è il momento, o della cena fuori, è il momento in cui uno un attimo prende respiro, cioè si nutre, no, di altro. Poi se non deve essere fatto si chiude e si chiude tutto.
Però appunto io la scelta di tenere aperto, perché potevo fare l'assessore, quello che incrocia le braccia, no? E dice vabbè c'è il terremoto, sai, non c'era più niente di agibile intorno, l'unica cosa era il teatro, e invece abbiamo deciso di lasciarlo aperto, anche con qualche critica, ma questo è stato importante, perché è stato proprio il punto di riferimento di tutti. I bambini facevano il compleanno nel teatro, festeggiavano, no? E il foyer era diventato a disposizione, poi è diventato anche la sede della giunta, insomma, del consiglio comunale, però questi sono dati importanti, ma appunto ci vuole un'istituzione che si occupi anche di quello che io chiamo microcultura, che è comunque fatta delle piccole stagioni, di questo, no? Essere capillare è importante. Assolutamente. Posso fare una domanda a Emanuele riguardante, fino adesso noi abbiamo parlato dello spettacolo dal vivo, no? Quanto è importante lo spettacolo dal vivo per tutto il movimento musicale, per la cultura in generale. La musica applicata invece, a che cosa è importante la musica applicata? Che è una musica ovviamente la musica per la maggior parte rende... registrata. Sì, la musica applicata è una musica che per definizione non è una musica che va fruita in sé e per sé come la musica concertistica, lo dice la parola stessa, viene applicata a qualcos'altro. Tuttavia non per questo ha meno valore, nel senso che molto spesso se a noi rimane cara un'immagine, un film o un momento è proprio dovuto al fatto che qualcuno ha pensato di scrivere quella musica in quel momento e facesse risuonare nello spettatore determinate corde, ed è più o meno quello che accade nella musica dal vivo, solo che nella musica applicata viene suggerito magari da delle immagini e dall'unione delle immagini con la musica. Nella musica dal vivo è un'esperienza interiore, cioè uno viene messo di fronte a un'opera d'arte che è appunto la musica, che forse è una delle poche, se non l'unica opera d'arte che si fruisce in un arco temporale, non tutta insieme. Cioè io un quadro, una scultura, un dipinto, lo vedo tutto insieme, tutto in un'unica volta, mentre la musica ha bisogno di un tempo. Questa caratteristica fa sì che la musica sia un'esperienza la più interiore tra le esperienze che si possano fare umanamente. Pensiamo anche soltanto al fatto stesso che quando siamo dentro l'embrione di nostra madre, il primo senso che sviluppiamo è appunto l'udito. La prima cosa che ascoltiamo è il flusso del sangue e il battito del cuore di nostra madre, no? Quindi già da lì noi cominciamo a costruire il nostro apparato emotivo intorno al primo senso che è l'udito. Questo fa sì che la musica applicata abbia una importantissima funzione, cioè quella di costringere lo spettatore a provare un determinato sentimento, una provata emozione su una determinata scena. Noi siamo una specie di lente di ingrandimento che mette a fuoco degli aspetti che in una scena magari sono anche nascosti. Noi possiamo benissimo avere un'immagine fissa di uno sguardo che guarda magari verso il mare e attraverso la musica descrivere esattamente quello che sono le emozioni. Quindi la musica applicata ha una forza che è quella di rendere concreto per lo spettatore qualche cosa che è stato immaginato da qualcun altro e comunicare attraverso dei canali nei quali noi non possiamo avere muri. Sai, noi possiamo decidere di non toccare, di non sentire l'odore, però davanti a una musica spesso siamo inermi, così come davanti alla parola. E la musica applicata è appunto alla parola insieme all'immagine e alla musica, quindi è uno strumento assai potente per quanto riguarda il pensiero artistico che c'è dietro a una costruzione di un'opera d'arte, perché abbiamo una tridimensionalità quasi delle emozioni. Abbiamo ciò che vediamo, ciò che ascoltiamo e siamo in qualche modo inermi, e questo è quello che mi affascina di più di questo tipo di lavoro, cioè quello di costruire una cosa che non è né immagine né musica, ma è una cosa che è l'unione delle due e che in qualche modo dà vita a una terza cosa che è appunto l'opera filmica, l'opera che poi
voglio dire, la musica applicata non si applica soltanto al film. Insomma, tu sei stato produttore musicale e anche consulente musicale di ampio raggio, quindi sai bene che la musica viene applicata non solo al cinema, ma anche alle trasmissioni, ai documentari, alla radio, alla fruizione, al teatro, insomma, alla realtà virtuale, sì, insomma, sì. E ai videogames, come dicevamo prima. Quindi è un settore che raramente è in crisi, perché è figlio di una produttività che è sempre in movimento. Mentre capisco invece i miei colleghi, e anche in questo caso specifico quello che vivo in casa attraverso mia moglie e i colleghi di mia moglie, che invece hanno sempre la necessità di un pubblico pagante, vivo e vegeto, che va fisicamente al concerto con la macchina, parcheggia, non trova parcheggio, deve trovare il biglietto. Insomma, è un'operazione faticosa oggi come oggi dover andare, devi lasciare il bambino magari all'amica perché devi andare al concerto. Insomma, andare a un concerto piuttosto che sbragarsi sul divano e accendere la televisione è un'operazione che richiede una volontà. E questa volontà, come diceva giustamente Cinzia, è una volontà che va costruita sin dalle basi istituzionali, proprio, cioè va inserita la cultura musicale nella formazione dell'individuo sin dalla tenerissima età. Perché in Germania le persone che fanno il medico la sera si riuniscono e suonano il violoncello e la viola davanti al camino? Perché? Perché quelli quando avevano 9 anni o 7 anni avevano la classe di musica d'insieme mentre frequentavano, c'era la lezione di storia, di geografia, e poi c'era orchestra. E anche se semplicemente si cantava insieme, si suonavano magari strumenti basilari come il flauto, la diamonica, piuttosto che il pianoforte, comunque si faceva musica insieme, ed è una cosa che nella nostra cultura è stata completamente eliminata o disegnata al flauto dolce, che come sappiamo, insomma, non è nemmeno uno strumento orchestrale. No, è ciò che più allontana i ragazzi dalla musica, esatto, a mio modo di vedere. È fastidioso. Cioè, capisco però anche, e qui ecco che le istituzioni devono intervenire, che dare in mano un violino a un bambino di 7 anni, dove non riesce a tirar fuori un suono che sia ascoltabile per i prossimi 5 che lo studia, è complicato, perché oggi come oggi noi fruiamo tutto in maniera piuttosto veloce, no? Io voglio prendere il violino in mano se ho 8 anni e dopo 3 ore voglio suonarlo, ma questa cosa non è possibile. Questa cosa, come dicevo prima, ha bisogno di un tempo, e bisogna creare la cultura alla base di questa percezione, che purtroppo si vuole diventare ballerini. Rallentare. Sì, rallentare anche la fotografia, no? Io sono un appassionato di fotografia. Prima che cosa bisognava fare? Bisognava prendere l'esposimetro, bisognava andare a vedere com'era esposta, bisognava mettere il treppiedi, lega il rullino, allora quanti asa. C'era una preparazione al momento del click della fotografia che poi durava una frazione di secondo. È quello che, ecco, non accade più con la musica. Io sono capitato in un periodo a cavallo, io sono dell'80, quindi sono capitato a cavallo tra i millennial, che sono praticamente quelli nativi digitali, e quelli che invece ancora usavano solo la carta e la matita. E quindi ho vissuto tutte e due le realtà, e devo dire che la tecnologia ha creato delle connessioni meravigliose, ma ha fatto anche enormi danni. Dobbiamo essere capaci istituzionalmente di fare fronte a questa mancanza culturale, a questa povertà, a questo impoverimento culturale che la fruizione attraverso sistemi digitali ci sta facendo. Io anche adesso, per esempio, faccio un esempio, ho acquistato l'applicazione dei Berliner Philharmoniker, no, perché a casa ovviamente ci piace sentire musica classica, però anche questo in qualche modo ci rende, mio figlio per esempio, che comunque viene ai concerti, la sua percezione della musica, la prima percezione che ha avuto della musica è stata su uno schermo. Invece in realtà, con tutto che ha 2 genitori musicisti, bisognerebbe, con tutti i suoi amichetti, i suoi compagni di classe, prendere tutta la classe e portarli alle prove di orchestra, magari da Harman, fargli sentire qual è il lavoro che c'è dietro, ma anche semplicemente lo strumentista che accorda. Ci sono tantissime sfumature in una realtà esattamente quello che accadeva a me, che non sono dell'800 ma sono nato nel 1960. Questa cosa si è dimenticata nel corso del tempo, si è persa completamente, e questo qui io do la colpa alla didattica, alla scuola, anzi, perché
perché questo creava appunto quel substrato che serve a sorreggere la cultura. Sapere sentire un'orchestra è molto meglio che parlare. Però non lo puoi dare, Marco, alla scuola la colpa, nel senso che un'orchestra, cioè io sono una che ho detto che metterei obbligatoria come materia concerto dal vivo, teatro dal vivo, almeno una volta a settimana bisogna portarli. Quindi io farei, però questo è sempre lì, siamo, cioè ci vogliono dei finanziamenti per poter fare questo. Il governo. Io voglio dire che io voglio dire che nelle scuole, ho 2 figlie che vanno ai licei, si spende molto più soldi per andare a fare delle gite assolutamente inutili, che peraltro pagano i genitori. Pagano i genitori, e quindi allora andare al posto di queste sciocche gite, che posso capire che può servire anche per creare tra i ragazzi una certa come posso dire, intreccio, relazioni e via dicendo, ma credo che quello che costa questo ai genitori costerebbe molto meno mandarli a vedere una prova, come ripeto succedeva a me all'epoca, le prove aperte a Santa Cecilia, l'auditorium, ne esistono 2000 di modi a volerli fare. È una questione semplicemente di visione, di intenzione, di approccio, e soprattutto sapere che ripeto, che serve tantissimo. Ti faccio un esempio: noi viviamo a Roma, io vivo a Roma, sento rarissimamente classi che vanno semplicemente a vedere questo patrimonio culturale che abbiamo, artistico, a 100 metri dal liceo. Non lo fanno. Quindi se questo, io do la colpa alla scuola, è una questione ripeto, di volontà e di priorità che uno dovrebbe avere. Io però, come al solito, noi, ha detto prima Cinzia, bisognerebbe rallentare. Noi abbiamo rallentato. Questo programma, che doveva durare 40 minuti, è durato 1 ora e 20, quindi io vi ringrazio del vostro tempo, grazie. del vostro tempo, e noi cerchiamo di rimodulare la comunicazione via web, non quella veloce che ci dicono di fare 3 minuti, deve essere stringati. No, noi 1 ora e 20. Noi siamo i wagneriani del web. I Wagner del web, proprio. C'è l'idea che diceva: nella lentezza c'è ricchezza. Perciò... Esatto. E io però qua me la segno, me la metto a caratteri digitali. La proietto in Piazza Duomo, che se la sono dimenticata in parecchi qua a Milano. Guarda, Ceribità, che c'è solo una cosa che mi è rimasta qui, ragazzi, però non è il caso di aprire adesso il discorso, perché sennò va a finire giù, sai a che cosa intendo. Come Davide Donatello, che abbiamo fatto 4 ore. Forse anche Cinzia sa che cosa mi riferisco, insomma, lasciamo perdere, quindi vi saluto, un abbraccio, vi ringrazio a tutti quanti, Emanuele, Arman, Cinzia, ciao, grazie a tutti quanti. Buona grazie musica, Massimo. sempre. Grazie mille. Grazie sempre. a voi. Ciao. Ciao.